Buongiorno Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo con Don Damiano Vianello, parroco d'Italia di Po, presidente nazionale di Noi, poi ci spiegherà cos'è Noi, e l'abbiamo intercettato, ma soprattutto abbiamo chiesto in maniera intensiva, quasi da stalker, che ci parli del suo incontro col Santo Padre a Roma. Innanzitutto buongiorno parroco. Bene, buongiorno Leandro, grazie di questa bella occasione, è bello poter parlare, l'esperienza con il Papa è stata un'esperienza straordinaria. Ecco, abbiamo chiesto a Papa Francesco di poter scambiare una parola, di poterci presentare come associazione, l'associazione Noi che esiste da 20 anni in Italia, che ha mosso i primi passi a Verona, che fin da subito ha mosso i primi passi qua nella nostra diocesi di Chioggia, e quindi è stato bello poter dire al Papa, ecco, ci siamo, lavoriamo da 20 anni, e il Papa ha accolto volentieri questo desiderio, ci ha dato la sua benedizione. Da quanti anni è che è il presidente del Noi lei? Sono dal 2019. Quindi già 3 anni, poi tra l'altro nel periodo più importante, più impegnativo, tipo quello del... Nessuno avrebbe mai pensato di dover gestire una situazione come quella della pandemia. Davvero. Ecco, cosa viene nella testa di un religioso, ma anche di un cristiano praticante, l'incontro con il Papa? Cioè, quanto è importante e quanta soggezione tra l'altro può aver avuto anche lei? Certo, ma sicuramente le emozioni sono tante, anche perché per un credente o comunque per una persona che vive oggi nel tempo il Papa è una figura carismatica, religiosa, spirituale, è anche un capo capace di saper parlare e di poter dire una parola anche davvero interessante. Quindi davvero grande emozione per il fatto di poterli incontrare personalmente, allo stesso tempo anche una grande promessa, perché in effetti quando il Papa accetta di incontrare e di scambiare una parola, poi alla fine è proprio un minuto, non è che si abbia la possibilità di rimanere per più tempo, altrimenti c'è bisogno davvero di altre udienze, di altri percorsi. Questo smuove, insomma, ancora adesso un po' di pelle d'oca, un po' di tremarella nel parlare, perché ad un certo punto ti vedi quest'uomo vestito di bianco con tutto il suo carico di semplicità in carrozzina, no? Con tutta la sua fragilità ma con tutta la sua forza, che viene incontro, che ti saluta, che ti chiede chi sei, cui davvero... Sì, tra l'altro ci diceva che dal punto di vista particolare è una persona che parla 7-8 lingue, Sì, quindi nella sua semplicità, forse come immagine certo, di semplicità, ma una persona preparatissima. grande E ho visto nella foto che a un certo punto tiene la sua mano, lei è tutto preso giustamente Sì, sì. dal momento, però il Papa tira sul dito e le punta il dito. Perché? Sì, è stato un momento bello, interessante, innanzitutto perché eravamo seduti a faccia, come stiamo Sì. parlando tra di noi, perché proprio il Papa in carrozzina e quindi anche un po' i maggiordomi e tutto il suo entourage ci ha chiesto di rimanere seduti, quindi anche con un certo imbarazzo, perché poi stare seduta tu per tu con il Papa. E mentre stavamo parlando e quindi parlavamo dei giovani, il Papa ha sottolineato l'importanza di far lavorare insieme i giovani e i vecchi, e l'ha ripetuto più volte, no? L'importante è che i giovani e i vecchi possano lavorare assieme. Poi ha tolto le mani, no? E proprio alzando il dito ha detto: quelli in mezzo no. E ci ha lasciati un po' spiazzati così, mi ha detto: ma comunque sì, i giovani, i vecchi lavorino assieme, che bello, no? È importante far lavorare assieme, quelli in mezzo no. Ma ha delineato un territorio, cioè giovane fin quando è giovane e vecchio fin quando è vecchio. E qua possiamo aprire un dibattito noi. Però lei lo interpretava come Sì. il giovane con l'entusiasmo del giovane, che potrebbe averne anche 50 anni, Esatto. e il vecchio con la consapevolezza del... Non è questione di età esatto, anagrafica, è proprio della questione storia, di rispetto. di mentalità. Cioè, il fatto di dire c'è chi nasce in una nuova epoca, e sono anche questioni anagrafiche, è un tempo diverso quello che stiamo vivendo, e ci sono coloro che sono vissuti, appartengono e si sono formati in una epoca profondamente diversa dalla nostra. Forse sono quelli che sono anche più a disagio adesso, perché si rendono conto che la storia e il mondo è profondamente cambiato. Mettere insieme questi due sembra essere una sfida. Chi fa fatica a gestire questo momento di cambiamento, probabilmente chi rimpiange un certo passato, oppure chi vede con una certa sfiducia, non con preoccupazione, con sfiducia al futuro, al mondo dei giovani,
alle volte no, quasi prendendolo sempre per mazzo, no? Per i fiori, Sì. no, i fiori vanno a mazzo, i giovani non si possono, ci sono tantissimi giovani bravi, belli, buoni, che lavorano, che fanno volontariato, che si impegnano, ci sono anche gli altri, come tra i vecchi. Allora, lei diceva una cosa interessante, che c'è qua un po' di crisi per quanto riguarda la religione cristiana in Europa, nella vecchia Europa. Però ci diceva che il cristianesimo è una delle poche religioni che è in aumento, perché si è spostato dal 25% che era nei paesi extra Europa al contrario. Quindi, però perché c'è questa crisi secondo lei di vocazione religiosa nella vecchia Europa? Oh, beh, è una domandona, quanto tempo ho? 2 giorni, 3 giorni? C'è il benessere che fa questo, una ma società che sta invecchiando sempre di più, ci fanno meno figli, quindi c'è meno... io credo davvero oggi fare una scelta è complicato, no? Quando, non so, provo a usare una metafora, nessuno si offenda, ma quando avevi 2 macchine e 4 colori era molto semplice scegliere, quello c'era. No, oggi davvero il mondo offre tutto, il contrario di tutto, quindi anche le opzioni delle scelte sono diventate, no, così complesse, così difficili anche da costruire, che per cui non ha più l'immediatezza di poter dire o questo o quello. Credo che una delle questioni più urgenti, importanti, sia lo sfondo religioso, cioè quella capacità di poter essere aperti all'altro, di avere uno sguardo di fede. Secondo me la radice della crisi che stiamo vivendo è che in fondo la questione religiosa in generale non solo è privata, legata a qualche cosa di mio o di personale, ma è davvero quasi in secondo piano, quasi superfluo. E quindi probabilmente questo porta anche al fatto che uno, nel tentativo di cercare risposte, perché poi uno comunque le cerca le risposte religiose, si perde nella grande offerta che c'è. Magari trova qualche cosa di buono. Ma la stessa crisi secondo lei che c'è tra chi professa il cristianesimo, la Chiesa romana o quant'altro, e per esempio altri popoli musulmani o buddisti o altro, c'è, anche gli altri hanno questa crisi o Sì, è una crisi fondamentalmente solo... Noi parliamo di musulmani, a cui va tutto il mio saluto e anche la vicinanza come fratelli nella fede, nel camminare assieme, nel pregare, ma anche il mondo musulmano è profondamente, come dire, molteplice, no? Quindi è proprio interno, in base allo Stato, in base allo sfondo religioso, in base alla tradizione storica. Ci sono tantissime famiglie, no, nella grande cultura musulmana, per cui ci sono mondi profondamente diversi, come magari può accadere nel cristianesimo, tra cattolici, protestanti, ortodossi. Ci sono famiglie profondamente diverse, per cui il rischio è di vedere negli altri, no, l'erba del vicino, che è sempre più verde, che sembra sempre più ricca, più bella, più vivace, quando in realtà poi l'erba resta erba. Quindi c'è una dialettica anche all'interno loro che... sì, per tutto il mondo, credo il mondo religioso oggi in generale sta vivendo un periodo di crisi. Ecco, l'ultima domanda, il Papa è gesuita, ne parlavamo prima fuori onda con lei. Per definizione il gesuita è un pochino l'elite dei religiosi. Come fanno cioè chi è che coordina le varie anime, benedettini, gesuiti, francescani? Da una prospettiva religiosa chi coordina tutto questo è lo Spirito Santo. Che prova a mettere in ordine tutte queste anime diverse, intelligenti, profetiche, sapienti, tutte quante. D'altra parte poi ci sono i vari, si chiamano dicasteri o le congregazioni, che poi mettono insieme ora i religiosi, ora le società di vita apostoliche, ora le varie associazioni che nascono, ora i vari gruppi religiosi che possono nascere a partire da queste esperienze spirituali, e si cerca perlomeno di trovare dei tavoli in cui c'è la possibilità di confrontarsi, di parlare assieme, di mettere insieme anche anime molto molto diverse che fanno parte della vita cristiana. E questo il Papa che figura è e che importanza ha? Il Papa è un leader mondiale, quindi lui ha un ruolo certamente importante, ma allo stesso tempo non lo può fare in prima persona, quindi si avvale dell'autorità, della mediazione, anche dell'aiuto di tanti altri
possono essere vescovi, cardinali o anche preti o laici, no? Sta nominando tantissime donne, no? Che gli diano un aiuto nel suo ministero, perché possano aiutare tutti questi gruppi e queste realtà religiose anche a dialogare sempre di più tra di loro e fare del bene nel mondo. Ma quando si dice che il Papa è un sovrano assoluto, è vero? Qua si entra nel grande mondo di come dire, che dalla storia ci ha consegnato anche certamente L'ultima parola ce l'ha lui. Il Papa certamente ha, e lo riconoscono i religiosi questo. Certo, c'è la parola. Non si mette in dubbio questa. No, cioè, certamente quando il Papa dice una parola e quando il Papa chiaramente firma anche di suo pugno qualche documento, è quello un magistero ufficiale, per cui va rispettato, va accolto. Di fronte anche alla parola del Papa, di fronte a una sua presa di posizione, magari ci può essere inevitabilmente qualcuno che accoglie con spirito di fede e qualcun altro che magari la sente un po' stretta come scelta. Sarebbe bello, no, che tutti potessero accogliere magari l'invito del Papa e magari si interrogassero anche su quello che è il suo modo di porre le cose. L'ultima domanda: la grandezza di un Papa, secondo lei, può essere valutata subito o ci vuole tempo? Cioè, è solo la storia che potrà valutare se un Papa è stato un grande Papa, un Papa timoroso oppure un Papa che ha cambiato veramente le sorti? Certo, io proverei a dire che non c'è questione di esclusività ma di continuità, cioè ognuno di noi ha vissuto con un Papa di riferimento, quindi chi è cresciuto con, per me, Giovanni Paolo II, per altri Paolo VI, per altri Giovanni XXIII, per altri Papa Ratzinger, cioè questi sono i papi che hanno segnato magari la vita di quella persona, per cui ad ognuno di noi quel Papa ha dato qualche cosa di particolare. Poi nel tempo in cui ci è dato, negli anni un po' prima, un po' dopo, uno può anche dare un giudizio di quello che è stato il suo magistero e di quello che ha fatto il Papa. È anche vero che poi è bene attendere sempre un po' di tempo, perché cambia il tempo, cambia la storia, cambia il modo di interpretare le cose, e per cui c'è bisogno anche un po' di tempo perché tutto quello che un Papa ha fatto possa decantare un momentino e allo stesso tempo anche essere accolto oppure aggiustato dal Papa che viene subito dopo. Però c'è stata, secondo lei, una linea di continuità da Giovanni XXIII al Papa Francesco? Ma credo di sì, sono tutti papi che dopo che con il Concilio Vaticano II, quindi dal grande momento degli anni 60 in avanti, hanno cercato di ricompattare l'esperienza ecclesiale, hanno cercato di dire quanto l'esperienza di Gesù fosse importante anche per le persone che vivono concretamente nel tempo e nella storia. Ognuno ci ha provato con il suo modo, chi attraverso uno stile più affettivo, chi attraverso la teologia, chi attraverso i documenti, chi attraverso le grandi giornate mondiali della gioventù. Ognuno ha cercato di trovare forse qualcosina che era più suo, anche un po' personale, ma allo stesso tempo anche qualche cosa che stava germinando, e allora ha detto: su questa cosa proviamo un momentino a far crescere. Secondo me c'è una bellissima continuità, e per essere una bella continuità ci sono anche tante discontinuità, per cui si è scelta una strada piuttosto che un'altra. Due grandi papi che secondo me sono abbastanza sottovalutati, Paolo VI e il Papa Ratzinger, forse nell'immaginario non avevano quell'immagine forte di altri papi, Giovanni II oppure anche Papa Francesco. Cioè, quanto incide in questo tipo di società anche l'immagine? Incide molto, temo. Sì. Dico temo perché, come dire, il regalo è dentro una scatola, che è dentro un pacco, che è dentro un fiocco, che è dentro un profumo, no? Packaging è importante. Oggi noi siamo portati a come dire, dare tantissima, forse anche un po' troppa importanza alla presentazione, no? Poi magari dentro come dire, c'era qualche cosa davvero o di molto importante o di particolarmente scadente, ma non importa, perché ciò che vale è la confezione come viene presentata. Anche il momento. O anche il momento, anche perché in quel momento andava bene. C'era quella parola, c'era quel bisogno, c'era quella situazione, è andata benissimo, un'altra parola detta in un altro momento, in un'altra circostanza. Quindi oggi credo che in una civiltà della comunicazione, dove siamo tutti social e abbiamo tutti questa responsabilità anche di scegliere qual è il dress code, quando vai ad una festa ti dicono come vestirti, sono feste.
Cioè, viviamo in una cultura, in un tempo in cui tutto questo ha il suo valore, il suo significato. Se un Papa è capace di intercettare anche questo, non di farlo diventare il motivo della propria missione, ma utilizzando anche quei canali comunicativi per cui uno sa diventare anche simpatico, no? E utilizza questa della parola, entrare in sintonia. Quando c'è questa sintonia giusta e questa simpatia, poi uno può dire una parola autorevole, può dire una parola forte, può anche dire una parola altra o simpatica. Però, come dire, questo approccio credo sia importante. Alcuni papi sono stati forse più capaci di intercettare questo momento e si sono anche presentati al mondo con un certo stile, forse per altri non era la loro sensibilità e magari hanno lasciato questo momento anche social un po' in secondo piano. Papa Francesco scrive tweet, manda, comunica, quindi lui su questo ci sta, gli piace, sicuramente anche tanti collaboratori che lo sostengono su questo cammino e lo aiutano a comprendere come davvero di fronte a un documento che può avere 200 pagine con profondi valori e contenuti spirituali davvero belli è importante, così come sono importanti 160 caratteri che uno legge la mattina mentre va al lavoro e dice: oh, che bello, un bel tweet fatto bene. Un tweet, una bella parola di speranza, la giornata va bene anche.